rapina in casa Mira, 69enne aggredita e picchiata da due banditi che hanno portato via denaro e gioielli. La donna medicata in ospedale: mi hanno preso a calci e pugni, racconta, ridatemi almeno la collana. Tragico incidente nel pomeriggio a Concordia Sagittaria, 51enne al volante di una Lamborghini perde il controllo del bolide, si ribalta in un canale di irrigazione e muore annegato. Padre e figlio morti inghiottiti dalla voragine a Valdagno, fascicolo aperto anche per omicidio colposo plurimo, sequestrato il video della telecamera di sicurezza del comune. Ha messo l'auto di traverso per bloccare il traffico subito dopo che si era aperta la voragine sul ponte dei Nori. Parla Stefano Zerbato, l'uomo che con il suo gesto ha evitato altre tragedie. Nuovo avviso di allerta idraulica della Protezione Civile regionale: la criticità gialla per l'asta del Po diventerà arancione dalle 12 di domani. 37enne podista di Montegrotto viene sfiorato da una vettura, fa segno al mezzo di andare piano e per tutta risposta viene picchiato dall'automobilista che poi fugge. Il video della brutale aggressione ad Abano. Maxi sequestro di droga a Padova, la squadra mobile ha sequestrato 100 kg di stupefacenti, se messi sul mercato avrebbero fruttato 7 milioni di euro. Sanità sulle liste d'attesa e scontro totale tra regioni e governo, attacco di Tosi a Zaia, il problema c'è, si vede, l'esecutivo fa bene intervenire, dice il forzista, ma è evidente che la partita è anche interna al centrodestra. Doppio appuntamento con le celebrazioni pasquali in diretta su Antenna 3, stasera alle 21 la liturgia del Sabato Santo dal Santuario della Madonna dei Miracoli, domani alle 10 la messa del Patriarca Moraglia da San Marco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, fatti di Mira con una rapina shock in casa, vittima una 69enne. Attimi di terrore nel cuore della notte a Mira. Due malviventi hanno fatto irruzione in una piccola casetta bifamiliare in via Fossa Donne, dove vive da sola una donna di 69 anni. La signora era al piano terra e si era addormentata in divano davanti alla televisione. I ladri hanno forzato la porta e il frastuono incredibile l'ha svegliata di soprassalto. I malviventi l'hanno rapinata e aggredita con violenza, con schiaffi e pugni al volto e calci, strappandole la collana d'oro che portava al collo, un caro ricordo di famiglia, e intimandole poi, non ancora soddisfatti, di consegnare tutti i soldi che la donna aveva in casa per non subire guai peggiori. La signora, sotto shock, messa alle strette, ha portato ai ladri circa 300 euro e cercato di convincerli ad uscire di casa senza farle ancora più del male. I malviventi sono fuggiti di corsa. La donna, con il volto tumefatto per i colpi e le lesioni subite, a quel punto ha chiamato sanguinante e chiesto aiuto ad alcuni familiari che vivono nella casa vicina, a pochi metri di distanza da dove è avvenuto il colpo. I parenti sono subito arrivati con prontezza e hanno chiamato le forze dell'ordine e i carabinieri per i primi rilievi. La 69enne è stata trasportata in autoambulanza in ospedale ad Oro per accertamenti ed essere medicata. Certamente questa notte prima di Pasqua la ricorderà a lungo come una cosa terribile. Il sindaco di Mira, Marco Dori, non appena venuto a conoscenza di quanto successo, ha portato la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia e chiesto pene esemplari per i responsabili fino alla galera. La donna, ancora sotto shock, ha lanciato un appello affinché le venga restituita dai malviventi almeno la collana, un caro ricordo affettivo di famiglia. Un episodio bruttissimo che come amministrazione condanniamo, anzi speriamo che le forze dell'ordine arrivino presto a catturare i responsabili. È inaccettabile che si possano fare azioni di questo genere. Massima solidarietà alla vittima, alla famiglia. Noi vogliamo un territorio più sicuro, ma anche dove le persone che delinquono poi possano essere prese, quindi massima collaborazione con i carabinieri. Abbiamo una fitta rete di controllo del vicinato, abbiamo anche numerose telecamere, metteremo tutte queste nostre possibilità a disposizione delle forze dell'ordine. Veramente un episodio bruttissimo e ci auguriamo che i delinquenti vengano presto presi e messi in galera. A Zelarino il titolare di un'enoteca sorprende il ladro e lo fa arrestare. È entrato qui arrampicandosi dalla rete del giardino con un martello, un grosso martello in mano, che stava tentando di sfasciare la vetrina.
Fortunatamente in quel momento alla frangente sono arrivato io. Ha sventato un furto e fatto arrestare il ladro che stava per entrare nel suo locale la mattina presto. È accaduto a Daniele Bigozzi, titolare dell'enoteca Bar Piper di via Castellana Zellarino, quando un giovane armato di martello ha tentato di sfondare la vetrata dell'ingresso posteriore del suo negozio, ma l'allarme ha avvisato Bigozzi, che è intervenuto prontamente. Lui è comunque fuggito. Io l'ho pedinato assieme a mio figlio Matteo, l'abbiamo pedinato lungo la Castellana chiamando le forze dell'ordine. Tempo una decina di minuti siamo riusciti a intervenire e bloccarlo, insomma, e loro l'hanno arrestato. A novembre padre e figlio avevano sventato un altro furto, stesso copione. In quel caso avevano fatto catturare un ladro seriale con alle spalle numerose spaccate in centro a Mestre con la tecnica del tombino. I furti per questo locale, nonostante le contromisure, stanno diventando una costante. Negli ultimi 2 anni abbiamo già subito 7-8 furti, negli ultimi 7-8 che siamo aperti superiamo i 15. Per i titolari di questo esercizio, lavorare in questo modo sta diventando insostenibile. E sei sempre sul chi va là. Poi ultimamente, una volta venivano di notte, banalmente, un classico, no? Che la notte alle 4 del mattino suonava l'allarme. Adesso quello precedente è venuto alle 6:30, questo è venuto alle 7:30 del mattino. La rabbia per Danilo e Matteo è tanta, le leggi andrebbero modificate, ci dicono. Non hanno paura, sanno che anche se li prendi il giorno dopo sono fuori di nuovo. Anche se viene arrestato, anche se viene portato in giudizio con direttissima, i giudici applicano la legge che prevede il fatto che deve essere scarcerato subito, a meno che non faccia reati particolarmente gravi. Cambiamo questa legge Cartabia. Nel Veneto orientale una 51enne di Concordia Sagittaria ha perso la vita rovesciandosi con l'auto, una Lamborghini Gallardo, nel canale di irrigazione di un campo agricolo. Nell'incidente avvenuto in via del Rio un'altra persona è rimasta gravemente ferita. La vittima si chiamava Luca Polito, si trovava al volante e dopo l'uscita di strada è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Non è chiaro al momento se il decesso sia avvenuto sul colpo o per annegamento. Nonostante l'intervento dei soccorritori, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso di uno degli uomini. Il secondo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Torniamo a Valdagno il giorno dopo il ritrovamento dei corpi delle vittime del crollo del Ponte dei Nori. Mentre i carabinieri sequestrano l'intera struttura, la Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta. Daniele Garbin. La Procura di Vicenza, dopo aver iniziato le indagini per disastro colposo a carico di ignoti, ora apre un fascicolo specifico e procede anche per omicidio plurimo colposo per la morte di Leone Nardon, 64 anni, e del figlio Francesco di 21, inghiottiti dalla voragine che giovedì sera si è aperta improvvisamente sotto i loro piedi, trascinando con sé anche l'automobile. Nella loro casa la famiglia è chiusa nel dolore. Qualche vicino ci ha testimoniato la volontà di esprimere la propria vicinanza senza però essere ancora riuscito ad incontrare i familiari. Il sindaco ha fatto sapere che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino. Lo stesso primo cittadino che chiarisce anche che quel ponte era di competenza comunale. Da quel che risulta sì, la competenza è comunale perché era una strada provinciale che poi è stata declassata comunale. Su quel ponte lì, come sugli altri ponti nel comune, sono state fatte le perizie, no? Anche recentemente, e quindi non erano emerse delle perizie e situazioni di rischio. Della struttura ora posta sotto sequestro dai carabinieri esiste un video del sistema di sorveglianza comunale che documenta il momento esatto del crollo, materiale che è già stato acquisito dalla Procura, che nominerà presto un consulente. Una tragedia che ha indotto il primo cittadino a decidere subito misure estreme di prevenzione. L'altra sera abbiamo per precauzione chiuso tutti i ponti durante la notte e la mattina è intervenuto un perito che ha verificato le strutture e man mano che venivano verificate veniva fatta l'apertura. Quando si abbasserà l'acqua del torrente potranno essere fatte ulteriori indagini. La Procura vuole accertare le responsabilità sulla manutenzione del manufatto e sulle competenze. La causa principale del crollo sarebbe da imputare all'incredibile volume d'acqua che è scesa a valle in pochissimo tempo. Un evento così pericoloso che doveva essere preallertato con chiarezza, motivo ora di polemiche. Noi abbiamo ricevuto un bollettino di protezione civile regionale dove era indicato un rischio medio. Abbiamo
abbiamo, come facciamo in questi casi, informato la popolazione però ecco, l'evento che è capitato non è configurabile secondo me con un rischio medio, quindi i sistemi di previsione dovremmo probabilmente rivederli. E a Valdagno parla Stefano Zerbato, l'uomo che con il suo gesto la notte della tragedia ha evitato altre tragedie. Lo possiamo un po' definire un po' l'angelo che in qualche modo ha impedito che ci fossero più vittime ieri. Sì, praticamente noi siamo usciti di casa, io e mia moglie, che dovevamo andare a fare delle commissioni, siamo arrivati alla fine della via, che poi ti metti sul statale o sul ponte, e abbiamo trovato un ragazzo che ci ha fermato, ha detto guarda il ponte è caduto, è crollato, e lui stava già cercando di fermare altre macchine che sopraggiungevano e noi ci siamo messi praticamente distinto, mi sono messo di traverso per bloccare delle macchine che stavano sopraggiungendo perché non si vedeva niente, c'era buio totale. È stato mosso da un impeto di generosità istintivo Stefano Zerbato, che incurante del pericolo e dell'acqua che cadeva copiosa ha sbarrato la strada sulla voragine del ponte crollato lanciando l'allarme. Lo abbiamo incontrato poco prima di essere convocato dai carabinieri in caserma per deporre la sua testimonianza. Stefano non si sente un eroe, anche se ha sicuramente impedito che la tragedia del maltempo a Valdagno potesse annoverare molte più vittime. Sono stato uno dei primi che ha chiamato le forze dell'ordine. Nel frattempo che io ero messo di traverso sono arrivati i vigili e hanno transenato l'altra parte del fiume, però poi sono arrivati una pattuglia di carabinieri e abbiamo detto quello che è successo. Praticamente non sapevamo che era già successo il fatto delle 2 persone che sono decedute, però abbiamo detto che abbiamo bloccato eventuali vittime. Pratica. E lei in qualche modo come si sente sapere anche questa cosa? Dico, l'ho fatto distinto, cioè se succedesse ancora lo farei distinto, non è che ho fatto chissà cosa. Anche per prevenire altra gente che poteva morire in pratica. Intanto la Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di allerta idraulica gialla per i bacini regionali riguardo l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all'interno dell'alveo. La criticità gialla di oggi è riferita all'asta del fiume Po. Dalle ore 12 di domani la criticità idraulica sarà da considerarsi arancione. Criticità gialla anche per l'asta del sistema Fratta-Gorzone, nodo idraulico di Padova, mentre nei restanti i corsi d'acqua è da considerarsi assente. Incredibile vicenda ad Abano Terme, un automobilista rischia di investire un podista, poi si ferma e lo prende addirittura a calci e a pugni. Le immagini riprese in un video. Una sequenza di immagini che raccontano i momenti assurdi vissuti da un podista che venerdì mattina stava facendo jogging in un quartiere residenziale di Abano Terme. L'uomo, 37enne di Montegrotto, per poco non viene investito da un'auto e con la mano invita l'automobilista a rallentare. Per tutta risposta il conducente, invece di chiedere scusa, accosta la vettura e inizia a litigare. Non si ferma qui, colpisce con un pugno il podista, poi l'insegue per prenderlo a calci. Alla fine il 37enne che stava facendo jogging ha riportato la frattura della mandibola a causa del colpo ricevuto. L'uomo ha allertato il 118 per i soccorsi e i carabinieri di Abano Terme che ora stanno cercando di risalire al conducente del mezzo che sgommando è poi fuggito. A Padova la squadra mobile ha sequestrato ben 100 kg di droga. Panetti numerati, pronti per essere consegnati ai vari pusher addetti allo smercio, un quintale di droga tolto dal mercato grazie all'intervento della squadra mobile di Padova che da tempo teneva sotto controllo un 36enne albanese che gravitava in città e provincia. L'indagine iniziata nel 2023 ha portato al maxi sequestro di cocaina, hashish e marijuana e all'arresto anche di un italiano.
Il blitz nell'appartamento di Legnaro, i poliziotti diretti dalla vicequestore Immacolata Benvenuto hanno atteso che l'albanese uscisse di casa e lo hanno fermato con lui. Sono entrati nell'abitazione. L'uomo tendeva ad allontanare gli agenti dal divano cercando di indicare altre stanze, ma nell'imbottitura i poliziotti hanno trovato 35 panetti di cocaina per un totale di 38 kg. Soggetti già noti sono stati attenzionati, sono poi stati ricostruiti i collegamenti tra di loro e i rapporti che avevano sul territorio padovano. L'intervento è stato fatto al momento opportuno, quando avevamo ragionevolmente modo di ritenere che il quantitativo di droga fosse così ingente. A questo punto i poliziotti si sono spostati nel quartiere Guizza a Padova, nell'abitazione di un italiano nato in Albania. Nell'appartamento non c'era stupefacente, ma le chiavi di un'automobile a noleggio. All'interno sono stati trovati 2 kg di cocaina, 65 kg di hashish e 1 di marijuana nascosti in alcuni borsoni, anche questi pronti per essere consegnati. Nel portaoggetti dell'auto anche una pistola a salve con alcuni proiettili. Per i due è scattato immediatamente l'arresto. Non sono semplici galoppini, ma pezzi grossi della catena del traffico di droga. 100 kg sequestrati, la cocaina purissima ancora da tagliare e suddividere in dosi. Se immessa nel mercato avrebbe fruttato 7 milioni di euro. La droga sarebbe stata tagliata, quindi il quantitativo sarebbe stato notevolmente maggiore, destinata non solo a Padova o alla provincia di Padova, ma andava ben oltre il Veneto, probabilmente in tutto il nord Italia. Stiamo cercando di ricostruire tutti i canali sia di approvvigionamento dello stupefacente sia di distribuzione poi sul territorio. Perquisiti anche altri 3 soggetti albanesi, si cercano invece 3 tunisini senza fissa dimora, coinvolti anche loro nel traffico di droga. Dalla cronaca alla politica c'è uno scontro in atto, uno scontro totale sulle liste d'attesa tra governo e regioni. In questo scontro si inserisce Flavio Tosi che attacca Luca Zaia. Il problema c'è e si vede, l'esecutivo fa bene a intervenire, dice il forzista, ma è evidente che la partita tutta politica è interna al centrodestra. Per quanto riguarda l'oculistica, anziché la dermatologia, per quanto riguarda la specialistica, anche alcune prestazioni diagnostiche, cardiologiche e non solo. Per quanto riguarda l'interventistica programmata, se pensiamo alle cataratte anziché alle protesi. Oggi in alcune specialità ci sono liste d'attesa lunghe, mesi e talvolta anche qualche anno. Il problema c'è e si vede, dice Flavio Tosi, nei giorni in cui lo scontro tra governo e regioni proprio sulle liste d'attesa è totale, con il primo che minaccia l'invio di commissari straordinari e le seconde pronte alle vie legali. Lo stesso Zaia ha invocato la via della Corte Costituzionale. Il coordinatore forzista non ha dubbi da che parte stare. Il problema è che però se c'è un problema di liste d'attesa è anche normale che il Ministero, che è organo sovraordinato, intervenga sulle regioni per fare in modo che le liste d'attesa vengano smaltite o ridotte. Un campanello d'allarme lo studio del Ministero che certifica come il 7,4% dei veneti rinuncia a curarsi, dato simile per siciliani, lombardi e campani. La media italiana è 7,6. Questo è un allineamento verso il basso, non è buona cosa. Ripeto che non riguarda questo l'eccellenza della grande interventistica o le grandi emergenze. Riguarda alcune specialistiche e su questo insomma avere gli stessi valori di alcune regioni che una volta erano indietro anni luce, insomma non è bello. Alla domanda se sia un attacco definitivo a Zaia sulla sanità, Tosi risponde lapidario. Non è un attacco, è Zaia che ha attaccato il governo del quale fanno parte anche i ministri della Lega, perché il vice premier è della Lega, e allora se Zaia attacca il governo magari è giusto che qualcuno che conosce la materia, perché sottoscritto è stato assessore alla sanità del Veneto e la materia l'ha sempre seguita, la seguo anche adesso, anche europeo, e quindi gli rispondo in maniera tecnica e esattamente in base alle norme, perché è lui che ha attaccato il governo, non io. Voltiamo pagina, continua il tour di presentazione del libro Le parole della sostenibilità di Andrea Ferrazzi, edito da Marietti 1820, è realizzato in collaborazione con Media Nord-Est a Vicenza, nella cornice del Teatro Olimpico, la presentazione del saggio. Tra le architetture eterne del Teatro Olimpico di Vicenza riecheggiano le parole della sostenibilità. Muri che profumano di storia, temi che hanno il sapore dell'attualità. Andrea Ferrazzi è l'autore di un libro che con rigore scientifico non fa concessioni né all'allarmismo apocalittico né al negazionismo qualunquista. Questo libro prende il toro per le corna
racconta le fake news, le smaschera e spiega perché sono delle balle colossali raccoltate ad arte, dietro le quali ci sono interessi concreti. Pensieri e parole di Andrea Ferrazzi, ispiratore della modifica della Costituzione italiana, con una riforma che pone la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro ordinamento. La tutela delle nuove generazioni è stata inserita addirittura nella nostra Costituzione, è stata una battaglia vinta dopo tempo dedicato a questo risultato, perché è di ogni evidenza che ormai tutti dobbiamo diventare consapevoli che il pianeta ci è stato consegnato non perché lo potessimo distruggere, ma perché lo potessimo consegnare nel modo migliore alle future generazioni, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Il valore di questo libro è che tocca, spiegando molto bene con grande chiarezza e ricchezza di dati, tutte le possibili declinazioni della sostenibilità ambientale in primo luogo, ma anche economica, sociale, culturale. Un libro che guarda al futuro, sì, perché nell'ottica di un'ecologia integrale tutto è in relazione, ambiente, economia, costi sociali. Integrale, come ricorda Papa Francesco, ecologia integrale significa aprire le riflessioni ma anche le strategie su tutta la rete della vita dell'umanità. Le parole della sostenibilità, un libro che affronta con semplicità e chiarezza i fatti concreti, la stessa missione che anima Media Nord-Est ogni giorno. La tempesta Vaia e lo scioglimento dei ghiacciai, il caro bollette e la crisi energetica, il consumo di suolo e le trasformazioni urbane, temi di grande attualità con ricadute che toccano tutti e non risparmiano nessuno. Ma il futuro è nelle nostre mani, un messaggio di speranza, quello lanciato dal libro, edito da Marietti 1820, realizzato in collaborazione con Media Nord-Est, dove vanno in onda i venerdì della sostenibilità, l'appuntamento di Ecovisioni. 10 capitoli, 10 parole della sostenibilità. Ghiacciai, acqua, energia, bollette energetiche, città, rigenerazione urbana, ecologia integrale, cioè declinare in maniera molto concreta cosa vuol dire oggi attivare delle politiche che possono consentire a tutto il pianeta, perché siamo tutti interrelati, lavorare nella logica appunto di un futuro che possa essere sostenibile, cioè migliori per tutti noi. Per il Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.